dà il via libera nei fatti ad un piano energetico non scritto, ma operante, un piano dettato dai colossi dell'energia a partire da Enel, fondato sull'uso del peggior combustibile fossile, il carbone, che alimenta il surriscaldamento globale e inquina pesantemente i territori dove vengono realizzati gli impianti. Eppure, con i recenti referendum, oltre 26 milioni di italiani non hanno detto solo no al nucleare, ma hanno rivendicato un nuovo modello energetico, incurante di quest'ampio pronunciamento popolare. Anzi, in aperto contrasto con esso, il governo, l'Enel e gli altri colossi dell'energia lanciano invece un piano carbone che, oltre a Porto Tolle, riguarda le conversioni di vecchie centrali come Vado Ligure, La Spezia, Rossano Calabro e addirittura la costruzione di nuovi impianti come Saline Ioliche, con un livello di investimenti pubblici e privati nell'ordine di 10 miliardi di euro. Il governo si muove quindi su una linea del tutto opposta a quella degli obblighi vincolanti dell'Unione Europea che, come sappiamo, assegna per il 2020 a ogni Paese membro, prima fra tutti, la riduzione del 20% delle emissioni di CO2. Di Durban parlerà Valerio Calzolaio e quindi salto questo ragionamento. Infatti gli investimenti sul carbone, oltre ad aggravare il bilancio italiano delle emissioni climalteranti, con pesanti conseguenze sulle bollette che dovranno pagare i cittadini, sottraggono risorse alle politiche di risparmio energetico e di realizzazione delle fonti rinnovabili. Un vero suicidio economico, ambientale e occupazionale. Come sapete, a Porto Tolle l'Enel vuole, anche con modifiche alle leggi e alle normali procedure operate da una politica governativa e regionale compiacente, riconvertire a carbone una centrale della potenza di 2000 megawatt nel mezzo del parco del Delta del Po, grazie a una nuova legge regionale ad aziendam e con il parere e nonostante il parere contrario del Consiglio regionale della Emilia-Romagna. La riconversione verrebbe persino al di fuori di ogni logica energetica, dal momento che l'Italia ha una potenza installata quasi doppia rispetto al picco di domanda, al punto che i produttori di energia elettrica lamentano che gli impianti vengono oggi usati per un terzo delle loro potenzialità. La riconversione a carbone avverrebbe con una tecnologia di combustione che, pur spinta ai migliori livelli, resta pur sempre assai inquinante, più di quella ovviamente del gas naturale, e dannosa per la salute. Nel caso di Porto Tolle i dati di rilevazione e le epidemiologie dimostrano che l'inquinamento si estenderebbe per buona parte della pianura padana. Si afferma che il carbone